Cornachini. È stato probabilmente il fallo già battuto, calcio di punizione. Maini ha ricevuto da Lopez, avanza Jimmy. Ambrosetti, esce Galante fermando l'azione vicentina, va poi al lancio, l'ultimo a toccare probabilmente è stato lo stesso Galante, ma l'arbitro assegna l'Inter che avanza con Djorkaeff, fermato da Lopez, poi Branca, bene Beghetto, scambia con D'Ignazio, ancora Beghetto, D'Ignazio, bello il colpo di testa di Di Carlo, libera Ambrosetti, il cross, deve fare gol Iannuzzi e lo fa Iannuzzi, gol, grande azione. Devo dire che quantomeno Guidolin su una cosa vede bene, ha impiegato 2 volte Iannuzzi